Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli. A Fontanarossa continuano i disagi, domani la consegna del terminal provvisorio che porterà a un incremento del traffico aereo. L'amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi, qualcosa avrebbe potuto funzionare meglio. Raffica di rincari ad agosto, sale il prezzo di carburanti, pane e pasta, le difficoltà delle famiglie che per risparmiare vanno a fare la spesa nei mercatini. Caos sussidi dopo lo stop al reddito di cittadinanza, per migliaia di persone è poco chiaro l'accesso ai servizi sociali. I comuni annunciano che non dispongono delle risorse necessarie per far fronte alle richieste. Ditelo al vostro TG, segnalata una discarica abusiva davanti all'isola ecologica di Piganello a Catania. La spazzatura e le erbacce invadono persino i marciapiedi del quartiere. L'arte di Leonardo nella Valle dei Templi di Agrigento, inaugurata la mostra curata da Vittorio Sgarbi che espone uno dei capolavori del genio italiano. Buongiorno, bentrovati a Sicilia 24. In primo piano ancora i disagi che si registrano all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Domani è prevista la consegna di un nuovo terminal, un terminal provvisorio che è stato allestito con l'aeronautica militare. Permetterà un incremento del traffico aereo sullo scalo catanese. Roberta Lunghi. 31 voli dirottati dall'aeroporto di Catania su altri scali siciliani, 17 su Trapani, 11 su Comiso, 3 su Palermo. Da 00:30 sono operative le navette in partenza davanti al Terminal C con destinazione verso gli altri scali dell'isola. Per il resto il traffico aereo su Fontanarossa, con 10 voli operativi l'ora, è destinato ad aumentare grazie alla consegna dal 2 agosto del terminal aggiuntivo provvisorio che la SAC ha approntato insieme all'aeronautica militare tra il Terminal C e il B, dotato di apparecchiature per il controllo dei bagagli da stiva e un varco security per i passeggeri e i bagagli a mano. Il nuovo terminal consentirà da mercoledì 3 agosto di aumentare i voli da e per Catania da 10 a 14 l'ora, in attesa degli step che porteranno comunque alla piena operatività legata alla riapertura del Terminal A. Continuano le lunghe file dei passeggeri sotto i gazebo allestiti per l'accesso, aiutati a combattere la calura dall'acqua fornita dalla Protezione Civile, con alcuni disagi che restano. Un megafono, non c'è un megafono, non c'è assolutamente. C'era gente che stava perdendo il volo per Madrid, messo alla fine. Questa è la SAC che deve interessarsi. Siamo in fila da 2 ore. Ma ancora dobbiamo imbarcare i bagagli e poi fare il check-in. Vediamo, speriamo di farcela. Il problema è che c'è solo una persona addetta al check-in, ai controlli, manca il personale secondo me. Intanto prosegue l'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per riaprire al pubblico il Terminal A dopo la bonifica. L'amministratore della SAC, Nico Torrisi, ospite a Sicilia 24 Focus, ha chiarito alcuni punti sulla gestione dell'emergenza al Fontanarossa a più di 2 settimane dall'incendio al Terminal A. Per Torrisi sono state molte le responsabilità assunte dalla società di Catania nell'interesse del viaggiatore, anche se ammette che qualcosa avrebbe potuto funzionare meglio. Sentiamolo. Certamente ci sono state cose che avrebbero potuto funzionare meglio, ma siamo stati in emergenza e abbiamo dovuto anche, tra virgolette, trovare le soluzioni all'emergenza. Non è il nostro costume cercare di scaricare le responsabilità sugli altri, le nostre ce le prendiamo senza problemi, difficile dover accettare di doversi prendere anche quelle degli altri, ma noi fino a ieri abbiamo già utilizzato oltre 700 pullman che abbiamo messo a disposizione dei passeggeri gratuitamente, pagandoli noi, lì dove altri pensavano che questo servizio dovesse essere dato dalle compagnie aeree. Chi mi ha detto che ci siamo presi troppe responsabilità, sarebbe stato più comodo dire chiudiamo e buonanotte al secchio. Chiudiamo l'aeroporto e buonanotte al secchio. Questo non sarebbe stato né serio né responsabile, probabilmente sarebbe stato più comodo. Abbiamo detto che sarebbe stato consegnato e sarà riconsegnato a noi il Terminal A entro la fine del 2 di agosto e così sarà, e questo lo posso anticipare a voi, tra virgolette, come vi piace dire, in esclusiva. Le analisi dell'aria che abbiamo fatto allo stato attuale ci dicono che il livello è assolutamente validissimo, quindi non siamo preoccupati più di tanto, però è il nostro preciso compito e responsabilità verificare, e sulla salute non si gioca, ripeto, intanto del nostro personale e quindi dei passeggeri, che tutto quanto sia perfettamente in linea.
E cambiamo argomento. Con l'esodo di inizio agosto arriva anche la stangata sulla benzina. È entrato in vigore il decreto che impone ai gestori di esporre il prezzo medio del carburante. Tonino De Mano. La benzina è alle stelle e l'ombra della speculazione si abbatte su milioni di automobilisti alle prese con una raffica di rincari. Per loro la strada è sempre più in salita. In modalità servito la Verde ha sfondato il tetto dei 2 euro e va ancora peggio sulle autostrade della rete nazionale, dove si raggiungono addirittura i 2,50 euro. E mentre da oggi entra in vigore il decreto che impone ai gestori di esporre il prezzo medio, multe da 200 a 2000 euro con la contestuale sospensione dell'attività dopo 4 violazioni dell'obbligo, monta la rabbia degli automobilisti che puntano il dito sul presunto fenomeno speculativo legato alla concomitanza con l'esodo estivo. In buona sostanza, con l'aumentare degli spostamenti verso le località di villeggiatura, i prezzi di benzina e gasolio mostrano un trend che spesso ha poco a che fare con la legge di mercato sull'incontro della domanda e offerta. Lasciamo perdere che appena ho letto 1700 ho detto vabbè va, che cosa dobbiamo fare? Camminare a piedi di nuovo? Non posso andare più in vacanza, la benzina costa carissima e guarda caso durante l'esodo estivo aumenta sempre più. Come mai? Ho fatto aumento locale, da parecchi anni, ogni anno è così. Nei momenti topici aumenta tutto. Lei vede l'ombra della speculazione? Senz'altro. Oggi, dicevamo, scatta l'obbligo di esposizione del prezzo medio, ma la Vigis nutre seri dubbi sul provvedimento che da solo non basta ad ottenere un effetto calmierante sui listini alla pompa. Dato che l'80% dei distributori di carburante oggi sono al di sotto del prezzo medio regionale, rischiamo che in questi giorni si allineino tutti in alto per avvicinarsi proprio a questo prezzo medio. Oltre al danno alla beffa, così in tanti sono costretti a rinunciare alle vacanze. Purtroppo con questo aumento della benzina non si può andare più in vacanza, però grazie a papà ormai sì. Ci pensa papà a mettersi la benzina? Papà a mettere la benzina. E vogliamo ringraziarlo? Grazie papà. Fare la spesa per le famiglie siciliane è sempre più difficile, con i rincari che segnano un più 10%. Tra discount e mercatini rionali, le strategie dei consumatori. Da Gerri Italia. Famiglie siciliane sempre più in lotta con l'aumento del costo della vita e la perdita di potere di acquisto. Con l'impennata dei prezzi degli ultimi mesi, più 10%, si cerca di risparmiare e per farlo spesso si interviene sul carrello della spesa. Stop ai prodotti di grandi marche. Per molti siciliani gli acquisti si fanno nei discount o, se possibile, nei mercati rionali, dove comunque tutto è più caro rispetto allo scorso anno. Le strategie sono diverse. C'è chi ad esempio acquista solo alimenti prossimi alla scadenza perché è sconto, altri invece cambiano ogni volta supermercato pur di inseguire le offerte. Anche un prezzemolo che prima ti regalavano adesso costa €1,20 €. Oddio, c'è sempre qualche risparmio perché compri tutto €1 e le famiglie un po', diciamo, che hanno difficoltà con poca roba vestono i bambini, mentre al negozio ci vogliono dei soldi. Purtroppo è un'Italia che sta andando più indietro che avanti. È aumentato tutto quanto. Io abito in America e sono venuto qua per stare un mese qua, ma la vita è aumentata doppia. Costano di più qua i cose che in America. E qualche prezzo c'è, un aumento giustamente, come tutti purtroppo. Qualcosina c'è sempre, giustamente, se uno si fa il giro e magari controlla i prezzi trova qualcosa sempre di meno con lo stesso prodotto. Va? Sono aumentati tanto i prezzi, specialmente gli alimenti, i supermercati sono alle stelle, sono aumentati tanto. Infatti andiamo sempre in cerca di qualcosa, anche se non sono di marca, l'importante è che non ce la fa una al mese. Potrebbe esserci tuttavia uno spiraglio. Per gli alimentari, che sono la principale voce di spesa delle famiglie, si prevede un lento calo sui prezzi al dettaglio, che rimarranno comunque su livelli elevati, determinando a parità di consumi un aggravio di spesa stimato in circa €507 annui in più a famiglia, cifra che non tiene conto dei possibili aumenti delle bollette di luce e gas, il cui andamento dipenderà dal mercato e dall'efficacia delle nuove misure che il governo italiano adotterà nei prossimi mesi. E dopo lo stop al reddito di cittadinanza non è ancora chiaro come accedere ai servizi sociali. I comuni, dal canto loro, annunciano che non dispongono delle risorse per far fronte alle tante richieste. Francesco Triolo.
L'addio al reddito di cittadinanza ha gettato i comuni nel caos per la protesta crescente dei cittadini che da un giorno all'altro si sono visti privati del sostegno. L'INPS prova a rimediare fornendo ai comuni l'elenco di chi può usufruire delle misure alternative previste dal governo, dall'assegno di inclusione ai percorsi di formazione e lavoro. Non è chiaro tuttavia chi dal 1 settembre garantirà la partecipazione ai progetti di formazione e qualificazione professionale. L'indennità economica è di 350 euro al mese e può essere erogata per massimo 12 mensilità. L'assegno di inclusione invece sarà riconosciuto a partire dal 1 gennaio del 2024 come misura di sostegno economico sulla base dell'ISEE. Sarà un'integrazione del reddito fino a 6.000 euro annui che salgono fino a 7.560 se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da altri familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. A tale importo può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile di residenza fino ad un massimo di 3.360 euro annui. Il beneficio viene erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato dopo una sospensione di un mese per ulteriori 12 mesi. Modifiche che stanno comunque creando parecchia confusione sia nei comuni che nei cafe patronati, presi dal salto dalle richieste di chi è stato escluso. E c'è una nota del Comune di Catania che dice: i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno ricevuto un SMS o una mail da parte dell'INPS per la sospensione del sussidio possono presentare la dichiarazione sostitutiva di notorietà con copia di un documento di identità online attraverso il sito proprio istituzionale del Comune di Catania, andando nella sezione Catania Semplice Servizi di inclusione sociale, cliccando la pagina richiesta presa in carico servizi sociali. La dichiarazione poi sarà inoltrata proprio ai servizi sociali del Comune di Catania. Sicilia dunque in emergenza, dai disagi all'aeroporto all'allarme diossina. In occasione della cerimonia del ventaglio abbiamo incontrato il presidente dell'ARS Galvagno. Marco Gullà. Disagi aeroportuali, incendi, allarme diossina e turismo frenato nella parte orientale dell'isola e la fotografia di una Sicilia in parte in emergenza. Emergenze che arrivano nel caldo mese di agosto, così abbiamo provato a chiedere al presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, cosa sta facendo la politica per fronteggiare queste criticità, soprattutto per il Fontanarossa di Catania. Grandissimi disagi a tutti purtroppo gli operatori del settore alberghiero, ma sostanzialmente tutti quelli che hanno un beneficio dai turisti che vengono qui, quindi mi rivolgo ai ristoratori, al classico negoziante e ci mettiamo assolutamente nei loro panni, quindi non stancheremo mai di lavorare affinché tutto possa ritornare presto alla normalità. Sembrerebbe che già da domani dovrebbero ripassare a 14 i voli in entrata e in uscita, quindi partenza e arrivo, e sembrerebbe che dovremmo tornare alla normalità da qui a qualche giorno, quindi speriamo di poter soddisfare quelle che sono le esigenze dei cittadini, dei lavoratori, dei turisti e degli operatori del settore. Questa mattina a Palazzo dei Normanni la consueta cerimonia del ventaglio, un'occasione per fare un bilancio del lavoro fatto fino adesso dall'Assemblea regionale. Siamo rientrati rispetto sia alle ore, le sedute, i disegni di legge prodotti e riteniamo di essere dati alla mano assolutamente in linea con la precedente legislatura. Addirittura in proiezione, spostandoci non ai 9 mesi di legislatura ma ai 12 mesi, addirittura potremmo anche superarli. Sui fondi europei e sul rischio di perderli, Galvagno ha aggiunto: nel pomeriggio sentirò il presidente della regione Schifani per capire con gli uffici come usare ogni centesimo ricevuto da parte della comunità europea. Adesso una pausa, tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Beni per oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati ad una cooperativa di Pescara che è attiva nel settore dei trasporti sanitari. Dalle indagini è emerso che diverse gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza svolti in diverse regioni, tra le quali la Sicilia, sono state turbate tramite fraudolenti ed anomali ribassi di prezzi, garantiti non solo dallo sfruttamento dei lavoratori costretti a turni massacranti senza ferie né contributi straordinari, ma anche dal mancato rispetto delle condizioni di contratto stipulato con la stazione appaltante.
Un altro esempio dell'inciviltà che regna a Catania e che ci viene segnalato dai nostri telespettatori. Ce lo racconta Tonino De Mano. Non si riesce a leggere neanche il cartello degli orari di conferimento perché ricoperto di spazzatura ed ingombranti, dove spiccano materassi e frigoriferi in abbandono. Sembra una discarica, in realtà è l'ingresso dell'isola ecologica di Picanello, una delle poche funzionanti a Catania. È l'ennesimo paradosso di una città che non riesce proprio a risollevarsi dall'emergenza rifiuti. Sono in tanti i telespettatori che si rivolgono alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 per denunciare storie di ordinario degrado, ma oltre alle telecamere più volte sollecitate come deterrente, servirebbe un maggior senso civico. Questo qua accade quando l'Isola Ecologica è chiusa, di più quando la domenica sera, il pomeriggio quando finiamo di lavorare alle ore 19. Questo accade, l'indomani troviamo questo qua, questo paradosso. La gente purtroppo butta quello che vuole, senza, pur avendo l'Isola Ecologica che sono funzionanti, accade questo nella città di Catania. Numerose le segnalazioni che riceviamo da Picanello, sempre più terra di nessuno. Siamo in via Galatioto dove anche il marciapiede è irriconoscibile perché è praticamente ricoperto da enormi cespugli. Non vedete come è combinato qua. Quindi questo dovrebbero essere le autorità del comune di Catania a mandare gli spazzini a lavorare, quelli che invece non fanno niente. Lei è stato però abile a non scendere dal marciapiede. Certo, per evitare che ci sono le macchine che passano sempre e non guardano neanche i pedoni. Anche se lei attraversa, io ho avuto un incidente proprio sul marciapiede, mi hanno preso con il motorino, si immagina un po', qua siamo nel Bronzo, non è che siamo a Catania, siamo nel Bronzo, proprio un'indecenza enorme. Vi invitiamo a denunciare e segnalare, lo ricordiamo, potete scrivere al 342 74 55 005, vi daremo voce con la speranza di dare un contributo per migliorare Catania e la sua immagine. Arriva il via libera della Corte dei Conti di Palermo al piano di riequilibrio del comune di Messina, una notizia importante per l'amministrazione comunale della città dello Stretto perché chiude un percorso di riallineamento dei conti e del bilancio iniziato nel 2012 e che ha visto 5 versioni diverse caratterizzate da tensioni politiche. Il maxi piano prevede il rientro dal debito che era di 550 milioni di euro. Ancora una pausa, a tra poco. Eccoci rientrati in studio, parliamo di arte. Inaugurata a Vilaurea, nella Valle dei Templi, ad Agrigento, la mostra La bottega di Leonardo, la Vergine delle Rocce. L'iniziativa è stata curata dagli esperti d'arte Vittorio Sgarbi e Nicola Barbatelli. I dettagli nel servizio di Davide Sardo. Ha preso vita nell'incantevole scenario della Valle dei Templi ad Agrigento la mostra La bottega di Leonardo, la Vergine delle Rocce. Un'occasione unica per gli appassionati d'arte e cultura che hanno l'opportunità di ammirare per la prima volta in Sicilia la celebre Vergine Cerami, una delle 3 versioni della Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. Le altre 2 versioni sono esposte in modo permanente nel Musée du Louvre di Parigi e alla National Gallery di Londra. Ad Agrigento sono esposti anche 10 importanti dipinti degli allievi della bottega leonardesca. La mostra è stata curata da 2 illustri esperti, Nicola Barbatelli e Vittorio Sgarbi. La Vergine delle Rocce, le rocce sono ciò che Dio ha creato e Dio è nel bambino che sta dentro o a fianco della madre nelle rocce. E quindi c'è qualcosa di profondamente ctonio, cioè proprio di originale, di assoluto. E credo che questa sia la ragione per cui gli organizzatori hanno pensato a questa idea di affiancare a quelli che vengono per vedere l'origine della grande civiltà antica e specchiata nel Rinascimento nella figura di Leonardo. Tra l'altro io dei dipinti che ho visto qui, compreso quello che è evidentemente il più significativo, ho guardato con molta attenzione questo di Cesare da Sesto, che è un'opera dipinta su tela con un finto alabastro sul fondo e una qualità altissima. Il pubblico avrà l'opportunità di ammirare le opere anche in orario notturno durante il periodo estivo, prolungando la magia dell'arte fino a mezzanotte. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento su Telecolor alle 14.